Corsi OS, ossia corsi per operatori socio-sanitari, sono dei corsi decisi dalla Regione Abruzzo. Fino a alcuni anni fa erano di pertinenza solo di enti pubblici, quali le 4 ASL. Negli ultimi anni c'è stata l'apertura anche agli enti accreditati privati che possono permettersi di fare questo tipo di formazione per quanto riguarda appunto l'operatore socio-sanitario. Questa è una figura che andrà nei prossimi anni sempre più stabilizzandosi, questa figura, perché noi oggi abbiamo diversi operatori sociosanitari che lavorano in strutture pubbliche e private senza aver acquisito ancora il titolo come lo era 10 anni fa. Adesso gran parte delle persone che vogliono entrare soprattutto nel campo sociosanitario hanno necessità per forza di dover conferire questo titolo, che come dicevo prima lo si conferisce sia presso un ente pubblico che nel privato, come per esempio la Consorform, e sono dei corsi che prevedono un'annualità di circa 1000 ore di lezione, comprese dalle 450 di teoria, dove si affrontano dei moduli, degli argomenti dell'area igienico-sanitaria di cui me ne occupo prevalentemente io. Poi c'è la parte di psicologia, sociologia, legislazione informatica in mano ad altri docenti e circa 550 ore di pratica o tirocinio da effettuare presso strutture pubbliche e private in convenzione con la Consorform, dove i corsisti, una volta fatta gran parte della teoria, metteranno in pratica presso i singoli reparti quali sono le loro mansioni da dover effettuare un giorno che potranno essere operativi presso le strutture sanitarie. Ho scelto di iscrivermi al corso di operatore sociosanitario perché volevo dare un indirizzo diverso alla mia vita lavorativa. E questo corso mi permetterebbe di entrare in un ambiente lavorativo dove posso essere d'aiuto al mio prossimo, quindi posso essere proprio praticamente svolgere delle mansioni di aiuto, quindi assistere persone ammalate, persone anziane, persone che hanno una situazione di bisogno vero e proprio e questo mi fa sentire più realizzata a livello lavorativo.